Buonasera ai titoli con le principali notizie. A Catania voto di scambio politico, mafioso e corruzione, tutti condannati gli indagati nell'inchiesta Pandora per l'ex sindaco di Tremestieri, Santi Rando, 8 anni con il rito abbreviato. Messina, l'indagine sugli appalti all'università, rinviato a giudizio per abuso d'ufficio e turbativa d'asta l'ex rettore Cuzzo Crea. A processo anche l'ex direttore generale Bonanno e 4 imprenditori. A Gela, i funerali del piccolo Loris, il bambino morto dopo essere stato investito, indagati 17 sanitari e i conducenti dell'auto. A Catania, ottantenne sventa la trappola del finto poliziotto e fa arrestare i truffatori, immediato l'intervento della vera polizia. A Messina, una donna è stata aggredita e ha subito violenza dall'ex compagno, in manette un 27enne egiziano. Oggi la giornata europea del gelato, un alimento amato da grandi e bambini, un settore che non conosce crisi con fatturati sempre in aumento. Calcio, pari e rimpianti per il Catania che recrimina un palo e un rigore non concesso. Toscano ringrazia i tifosi, Messina e Trapani tra speranza e crisi. Buonasera, eccoci e dunque a Catania voto di scambio politico mafioso e corruzione, condannato l'ex sindaco di Tremestieri Santi Rando a 8 anni con il rito abbreviato, tutti invece condannati gli altri imputati. Adelaide Barbagallo. 8 anni di reclusione, questa è la condanna con il rito abbreviato inflitta a Santi Rando, ex sindaco di Tremestieri Etneo, dal gruppo di Catania Ottavio Grasso, davanti al quale si è celebrato il processo nato dall'inchiesta Pandora. Rando era stato coinvolto dalle indagini dei carabinieri su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune di cui è stato primo cittadino. Il giudice lo ha condannato per voto di scambio politico-mafioso per le amministrative del 2015 e per alcuni presunti casi di corruzione, da uno dei quali è stato assolto. I suoi legali hanno annunciato ricorso in appello, convinti in un esito diverso. Tutti condannati anche gli altri imputati. 7 anni e 2 mesi sono stati inflitti a Pietro Alfio Cosentino, indicato dall'accusa come il collegamento tra politica e Cosa Nostra, anche per la parentela con il boss Vito Romeo, suo cognato, condannato a 6 anni. Stessa condanna per Francesco Santapaola, figlio di Salvatore e cugino di secondo grado dello storico capomafia Nitto. Il GUP ha inoltre condannato Antonio Battiato e Antonio Cunzolo a 4 anni e 4 mesi di reclusione, i 2 carabinieri accusati di corruzione assieme al deputato regionale della Lega Luca Sammartino, che è stato rinviato a giudizio con la stessa accusa per aver chiesto ai 2 militari dell'Arma di bonificare la sua segreteria politica dalla possibile presenza di microspie. Gli altri condannati sono Salvatore Bonanno, Domenico Cucinotta, Giuseppe Ferlito e Giovanni Naccarato. Un'altra indagine, quella sugli appalti all'Università di Messina, rinviati a giudizio l'ex rettore Cuzzo Crea, l'ex direttore dell'Ateneo Bonanno e 4 imprenditori. Sentiamo Francesco Triolo. Sono stati rinviati a giudizio l'ex rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzo Crea e l'ex direttore generale dell'Ateneo Francesco Bonanno nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti all'università affidati durante la loro gestione ed i successivi rilievi formulati dall'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il rinvio a giudizio disposto dal giudice per le udienze preliminari Arianna Raffa, che ha accolto la richiesta della PM Francesca Bonanzinga, riguarda le accuse di turbativa d'asta e falso. Il processo inizierà il prossimo 4 giugno. Non è stata accolta la tesi dei difensori dell'ex rettore per qualificare i fatti nell'alveo dell'abuso d'ufficio e non della turbativa d'asta, chiedendo quindi il proscioglimento per l'abolizione del reato. La vicenda è quella dei rilievi mossi dall'ANAC nell'ormai lontano aprile del 2022 per la gestione degli appalti, delle forniture e dei servizi per l'Ateneo Peloritano. L'Università di Messina, assistita dall'Avvocatura dello Stato, è parte civile nel procedimento. Oltre all'ex rettore di Messina Salvatore Cuzzo Crea e l'ex direttore generale dell'Ateneo Francesco Bonanno, sono coinvolti anche 6 imprenditori titolari delle ditte che eseguirono lavori o forniture per l'Ateneo. 2 degli imprenditori coinvolti hanno patteggiato la pena di 10 mesi e 600 euro di multa.
Del carcere va ai domiciliari il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione, ex componente della Commissione antimafia in Sicilia, arrestato il 24 febbraio per voto di scambio politico-mafioso nell'operazione Mercurio dei Carabinieri del ROS. Secondo l'accusa, Giuseppe Castiglione, che si è dimesso dall'antimafia ma non da deputato, avrebbe stretto un accordo con i clan Santa Paola Ercolano per riuscire a vincere le regionali del 2022 in Sicilia. A Gela un'intera città si è fermata per l'ultimo saluto a Loris, il bambino di 9 anni morto dopo un incidente stradale, un dolore collettivo che si mescola a un'inchiesta ancora aperta. La magistratura indaga non solo sull'investimento ma anche su un possibile errore medico. Ger Italia. Gela ieri ha smesso di respirare. Le strade del quartiere Sette Farine, dove Loris sfrecciava in bicicletta, lo hanno visto passare per l'ultima volta dentro un feretro bianco, troppo piccolo per contenere un dolore così grande. Migliaia di persone in silenzio hanno accompagnato il suo ultimo viaggio, che si è fermato davanti alla scuola Don Bosco, dove i cancelli si sono aperti come ogni mattina, quasi a volerlo trattenere ancora un po'. Poi l'ingresso nella chiesa di San Sebastiano, piena fino all'inverosimile, in prima fila i genitori, distrutti da settimane di sofferenze e speranze spezzate. Accanto alla bara, la maglia numero 7 della Juve e i compagni della scuola calcio con uno striscione d'addio. Le parole di Don Daniele Centorbi sono un monito che pesa su tutti. Oggi, Loris, dobbiamo chiederti scusa se come adulti non siamo riusciti a proteggerti e a darti un mondo più sicuro. Poi il momento più toccante, la dirigente scolastica dell'Istituto Don Bosco, Rosalba Marchigiana, prende la parola. La voce trema quando legge la sua ultima pagella. In coda alla pagella c'è scritto "Ammesso alla classe successiva". Stava in classe del pezzo. Un silenzio irreale e poi le lacrime, ma oltre al dolore restano le domande. La procura di Gela indaga sull'incidente, mentre quella di Palermo ha aperto un fascicolo su 17 medici e operatori sanitari. Loris, dopo il ricovero in ospedale, sembrava migliorare. Poi le dimissioni, il peggioramento improvviso e il decesso a Palermo. Adesso un perito dovrà stabilire se un errore medico possa aver aggravato la sua condizione o se la sua morte sia stata una conseguenza inevitabile del trauma. Fuori dalla chiesa, intanto, il rombo della minicross del fratello gemello prova a coprire le lacrime. Poi un applauso, i fumogeni degli ultras del Gela e centinaia di palloncini bianchi che salgono in cielo, portando via con sé il nome di Loris. Ma sulla sua morte la verità è ancora tutta da scrivere. Paola Marchese, 35 anni, di Agire, la vittima dell'incidente stradale di stamattina sulla A19. La donna lascia il marito e il figlio di 7 anni. La donna stava andando dal dentista col marito quando la Panda su cui si trovava la coppia è stata tamponata da un'altra auto. La conducente dell'altra vettura e il marito della vittima sono rimasti feriti. Adesso a Catania, dove un ottantenne non cade nel tranello e fa arrestare 2 truffatori. Fallisce il trucco del finto poliziotto. Tonino De Mana. L'intuito è la lucidità di un'anziana contro la sfrontatezza di 2 truffatori. Ha avuto la meglio l'Arzilla Vecchietta che, fiutato il pericolo, ha fatto arrestare 2 giovani, un 21enne di Catania ed un 24enne di Ragusa. Solito l'escamotage, ovvero la tecnica della telefonata che annuncia l'inesistente imminente arresto del figlio perché coinvolto in un incidente in cui sarebbe morta una donna incinta, evitabile consegnando ad un emissario in arrivo gioielli e preziosi. Diverso e a lieto fine l'epilogo con l'anziana che mette in pratica suggerimenti e consigli appresi dalle campagne di informazione per evitare di essere raggirata. Così, mentre era ancora al telefono con il fantomatico comandante della polizia, la vecchietta manda un messaggio alla figlia chiedendole di avvertire le forze dell'ordine. Immediato l'intervento della polizia, quella vera, che raggiunge l'abitazione della vecchietta nel quartiere di Picanello, intercettando il 26enne mentre stava suonando al campanello per recuperare quanto pattuito telefonicamente. Stessa sorte è toccata al complice che al posto della borsa con i preziosi si è ritrovato con le manette della polizia. Ai 2 truffatori è stato contestato anche il reato di tentata estorsione. Le indagini hanno permesso di accertare la presenza di una vera e propria organizzazione con corrieri che vengono attivati tramite SMS pronti a riscuotere denari preziosi nelle case delle vittime in cambio del 25% del valore del ricavato. Nella fattispecie, grazie all'Arzilla Vecchietta, nessun ricavato, ma viaggia a bordo di una volante della Polizia di Stato. A Palermo lanci di pietre contro il tram della linea 1 che dalla stazione porta il mezzo dell'Amat fino al centro commerciale della città. L'autista dell'azienda di trasporti ha chiamato i carabinieri segnalando il danneggiamento del mezzo. Alcuni ragazzi hanno lanciato pietre mentre il convoglio stava transitando in via Pecori Giraldi.
Adesso a Messina, dove una donna è stata aggredita e vessata dall'ex compagno, un 27enne di origine egiziana, per il quale questa mattina sono scattate le manette. Francesco Triolo. Atti persecutori, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e furto aggravato ai danni dell'ex compagna. Con queste accuse un 27enne di origine egiziana è stato arrestato già a Messina dalla squadra mobile. Le manette sono scattate al termine delle indagini portate avanti alla sezione che si occupa di reati contro la persona e reati sessuali, con il coordinamento della procura diretta da Antonio D'Amato. Un'altra storia di relazione tossica, quella emersa. I fatti in particolare risalgono al mese di febbraio, quando al termine della relazione sentimentale il 27enne aveva cominciato a tempestare la vittima di telefonate per poi presentarsi presso la sua abitazione ed una volta dentro aggredirla fisicamente e costringerla a subire un rapporto sessuale. Da quel giorno l'uomo l'avrebbe costretta a convivere sotto lo stesso tetto, continuando le sue azioni vessatorie anche fuori dall'abitazione ed abusando in altre circostanze della vittima. Nuova protesta contro i ritardi nella sanità, in particolare all'ASP di Trapani, del capogruppo di Italia Viva alla Camera ed ex sottosegretario alla Salute Davide Faraone. Sentiamo Maglio Viola. 40.000 cittadini in lista d'attesa per un esame clinico, 3.308 che hanno ricevuto un referto istologico, alcuni addirittura con 8 mesi di ritardo e qualcuno nel frattempo è morto senza sapere che lo stava consumando un tumore. Tutto questo è inaccettabile. È la sintesi del motivo della protesta inscenata oggi davanti l'ASP di Trapani dal capogruppo di Italia Viva alla Camera Davide Faraone, ex sottosegretario alla Salute e da mesi ormai impegnato in una opposizione di strada al governo Schifani, non avendo deputato all'Ars. Faraone chiede non solo le dimissioni del manager Ferdinando Croce, che non se ne va perché difeso da Fratelli d'Italia, ma si spinge a sostenere che la responsabilità è di chi ha fatto le nomine, quindi del governo della regione. Tutto questo è inaccettabile, per questo noi siamo qui a chiedere le dimissioni di Schifani, che ha nominato questo dirigente che non aveva i titoli e che ha costretto i cittadini a una situazione di insofferenza assoluta. Croce fa il morto a galla sperando che ci si dimentichi di lui, sostiene Faraone, che poi conclude: noi non ci dimentichiamo di quello che ha fatto. Breve pausa e poi il meteo in Sicilia che fa i conti con la sabbia del deserto. La Sicilia fa i conti con la sabbia del deserto che sta accadendo in buona parte dell'isola. Sentiamo Francesco Aloi. In scooter sfidate la sabbia del deserto. Non è un problema, è solamente un po' di sabbia, un colpo di pompa si toglie tutto. Alzi la mano chi ha l'auto pulita. Forse nessuno, perché in questi giorni la Sicilia fa concorrenza al deserto. La sabbia del Sahara infatti sta ricadendo in gran parte dell'isola e lo si vede anche da qui. Sì, me l'aspettavo perché è troppa differenza climatica e quindi mi aspettavo un tempo del genere. È antipatica perché magari il clima non ti fa stare tanto bene, la vista non è delle migliori, però dobbiamo conviverci, non ci possiamo fare niente. E c'è chi vorrebbe creare la giornata mondiale del lavagista, che dovrebbe coincidere proprio con giorni come questi. Per qualcuno è la loro festa. È come se cade una manna dal cielo, del resto noi con la nostra attività siamo dipendenti dal meteo, quindi quando ci sono le brutte giornate non si lavora e cerchiamo di fare incassi e di recuperare quando arriva questa terra dall'Africa. Secondo gli esperti la settimana appena iniziata potrebbe essere all'insegna della pioggia, meteo instabile ma temperature massime che si aggirano attorno ai 20 gradi, soprattutto nella fascia orientale dell'isola. Lo vediamo dalle nubi, l'aria sovrascorre le coste del Nord Africa portando pertanto aria di origine desertica. E quando tornerà il sole splendente, tutti pronti per la corsa dal lavagista, perché l'attesa potrebbe essere più lunga di quella alla posta. Oggi è la giornata europea del gelato, un alimento amato da grandi e bambini, è un settore che non conosce crisi con fatturati sempre in aumento. Luca Ciliberti.
E voi vendete il gelato tutto l'anno? Sì. E lo richiedono tutti tutto l'anno? Sì, assolutamente. Oggi si celebra la giornata europea del gelato. Amato da grandi e piccini, consumato tutto l'anno, per i nutrizionisti sostituisce in alcuni casi anche un pasto. Ce n'è uno per tutti i gusti. Eravamo venute per questo, Giardui e gli altri gelati, meno male. E invece ha preso? Ricotta e figli. Pistachio. Il gusto più richiesto è il pistacchio di Bronte, soprattutto dai turisti che, essendo che vengono qui per il pistacchio, chiedono qualcosa di tradizionale e tipico della Sicilia, quindi noi consigliamo sempre il pistacchio. Un mercato, quello del gelato artigianale, sempre in crescita, che ha registrato in Italia un fatturato quasi pari a 3 miliardi di euro nel 2024, con una crescita compresa tra lo 0,5% e l'1% rispetto al 2023, mantenendo stabile il numero di oltre 9.300 gelaterie integrate da 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar, per un totale di oltre 39.000 punti vendita. L'Italia è leader nel mercato europeo. Abbiamo mangiato la brioche col gelato. Che gusto? Pistacchio e babà. Minchia. Il Sud Italia traina le vendite e la Sicilia tra le regioni che ne consuma di più. La media nazionale è di 2 kg per ogni abitante. Con un coppetta il costo di porzione piccola si attesta intorno ai 2,70 €, con picchi che possono arrivare anche a 5 € nelle città turistiche. Fra poco una breve pausa e poi il calcio con il Catania per il pari anche tra rimpianti contro sapete, il pari contro il Crotone. Eccoci al calcio, pari e rimpianti per il Catania che gioca a viso aperto contro il Crotone e recrimina per un palo e un discutibile episodio arbitrale. Mister Toscano dice: ringrazio la tifoseria per il sostegno. Tonino De Mana. È mancata la vittoria, non la prestazione, tanto che alla fine dagli spalti sono arrivati anche gli applausi, segno evidente di un feeling ritrovato con la tifoseria. Al Massimino Catania e Crotone si dividono la posta e lo 0-0 finale sta addirittura stretto agli etnei che recriminano per un palo e la mancata concessione di un rigore. Un pizzico di delusione c'è per aver avuto la possibilità di accorciare le distanze proprio dai calabresi, ma il pareggio va preso anche con moderata fiducia, considerato che allunga la striscia positiva ed è arrivato contro una delle squadre più in forma del campionato. Come anticipato da noi alla vigilia, mister Toscano punta sugli stessi 11 vittoriosi nel derby con il Messina. L'unica eccezione è De Paoli al posto di Montalto, annunciata in formazione e poi fermato nel prepartita per un fastidioso dolore alla schiena. Match equilibrato, ma è il Catania a sfiorare più volte il vantaggio, con D'Alterio che salva su Gherardi e quindi su Di Gennaro e Quaini. Alla mezz'ora il Catania protesta per un presunto tocco di mano in area scaturito da un tiro di Gimenez, poi la conclusione di Lunetta che D'Alterio devia sul palo. Prima dell'intervallo l'occasione migliore per il Crotone con la rovesciata di Murano che si spegne al lato. Nella ripresa Toscano cambia qualche pedina, ma l'attacco punge poco, forse per mancanza di rifornimenti, e il Crotone si fa più intraprendente. Finisce 0-0 e tra gli applausi degli oltre 15.000 presenti mister Toscano gradisce. Dal punto di vista della prestazione sono contento perché la squadra ha fatto la partita che doveva fare, cercando di farsi trascinare dal pubblico, che oggi ringrazio, che ci è stato vicino e ci ha sostenuto. E domenica c'è il derby con il Trapani. Adesso la situazione in casa Messina e Trapani. Le due siciliane sono alle prese con crisi diverse. I giallorossi, dopo la vittoria di Giuliano, rilanciano le speranze salvezza. A Trapani invece scontro tra il presidente Antonini e il tecnico Torrente. Francesco Triolo. C'è chi vive di speranze e chi oggi è in confusione. Il momento di Messina e Trapani non è dei più semplici, ma per motivi diversi. Prendiamo i giallorossi, ultimi in classifica, con una situazione societaria al limite, ma dopo la vittoria di Giuliano almeno si respira più fiducia, più speranza, per una prestazione di grande carattere e senso di appartenenza, per il distacco dalla Casertana, che si è ridotta a 6 punti. In questo momento il play-out si disputerebbe, ma c'è ancora un finale di campionato tutto da scrivere, soprattutto fuori dal campo. Ci siamo avvicinati e noi continuiamo in questo modo. Ora siamo vicini a delle scadenze e le istituzioni, il sindaco devono accelerare questa roba qua, perché questa è una squadra di una città importantissima. Con tutto il rispetto per le altre squadre che ci sono nei tornei, questa è una squadra di una città importantissima,
con una storia importantissima e con dei tifosi incredibili, quasi commoventi per quello che fanno in casa e fuori casa, e quindi le nostre istituzioni e la nostra città ci deve prestare molta attenzione e i ragazzi lo fanno tutti i giorni sul campo. La partita di sabato contro l'Altamura diventa quindi decisiva per alimentare la speranza. La confusione invece è in casa Trapani, dove volano gli stracci dopo la sconfitta di Cava dei Tirreni, la quinta consecutiva. Il presidente Antonini ha sputato fuoco attraverso i social contro Squadra, Viotti in particolare per l'espulsione, e soprattutto contro l'allenatore Vincenzo Torrente, invitandolo a dimettersi. Pronto il quinto allenatore della stagione, Di Gaetano o il ritorno di Aronica? Trapani lontano dalla zona a rischio, ma stagione considerata certamente fallimentare rispetto alle ambizioni estive. È tutto per questa edizione, grazie dell'ascolto e buona serata.